Il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Eccoci qua, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, buon pomeriggio a tutti. Per quanto riguarda il nostro appuntamento con le dirette insomma, di friulitv.net, da una settimana a questa parte abbiamo iniziato ad avere questo rapporto con voi anche dal vivo, un quarto d'ora, 20 minuti per parlare di vari argomenti che accadono attualmente e non in Friuli Venezia Giulia. Tra qualche istante vi svelerò chi è il nostro ospite, eccola qua, l'avvocato Anna Grizzi. Parliamo dunque dell'Associazione dei diritti e tutela del malato. Anna Grizzi, ci siamo sentiti non più tardi di 2 o 3 settimane fa per sentire da lei un attimo com'era la situazione, no? Legata alle varie vicende che accadono per quanto riguarda insomma i vostri associati. Allora, le ultimissime da Udine quali sono innanzitutto? In questo momento noi stiamo ricevendo tantissime segnalazioni per quanto riguarda persone che hanno contratto il coronavirus e sono a casa oppure non sanno di aver contratto il coronavirus e hanno la necessità appunto di una diagnosi, sia appunto una diagnosi corretta, e che non riescono a mettersi in contatto con i medici di base e con il Dipartimento di Prevenzione. Stiamo vivendo un momento di totale tilt del sistema sanitario, in particolare a Udine, ma insomma è abbastanza generalizzato in Friuli Venezia Giulia, che è anche causato dal fatto che non c'è personale, in particolare presso il Dipartimento di Prevenzione. Le linee sono intasate e non c'è abbastanza personale che possa rispondere al telefono. Certo, ma questo secondo lei, avvocato, è dovuto soltanto al fatto della situazione del momento oppure c'è qualcosa, c'è un tarlo tra parentesi che si porta avanti da troppo tempo, ben nascosto da parte di qualcuno? Ma sicuramente il problema del personale c'era già prima ed era per questo che noi avevamo già fatto tante segnalazioni in relazione alla mancanza di medici per quanto riguarda le visite specialistiche, ma di qualsiasi campo, di qualsiasi tipo, qua in Friuli Venezia Giulia. Ora, chiaramente, con l'emergenza coronavirus c'è una richiesta maggiore di tutela a livello appunto sanitario e in relazione allo specifico ai tamponi e agli esami di controllo per questo virus appunto del coronavirus e ovviamente adesso i nodi vengono al pettine, quindi il sistema che già prima era disorganizzato adesso è veramente in difficoltà, ma questo chiaramente è a danno dei pazienti, dei cittadini che non riescono in questo momento addirittura ad accedere a un servizio in tempistiche, appunto, in tempistiche quantomeno possiamo dire decenti, ecco, cioè poter avere anche un riscontro di un tampone entro una settimana, ecco, questo non è possibile in questo momento. Quindi noi chiaro che abbiamo le segnalazioni e vediamo i casi, le lamentele, però le segnalazioni che stiamo ricevendo in questi giorni sono veramente tantissime. Possiamo dire, mi permetta di sottolineare che è un disco rotto anche per quanto riguarda il discorso relativo alle persone che si affidano alla vostra associazione per trovare soluzioni, come si dice, di massima, no? E in tempo breve soprattutto.
Sì, infatti, cioè anche noi ci troviamo comunque a mandare delle segnalazioni, a, a chiedere di avere, diciamo, di essere chiamati per poter avere un tampone, essere sottoposti a un tampone, per poter avere degli esami, piuttosto che chiedere a base di poter fare anche le visite a domicilio, piuttosto che avere una diagnosi corretta e di essere anche inseriti, no, all'interno degli elenchi di persone che hanno contratto appunto il coronavirus. Tutto ciò chiaramente è al momento diciamo, difficile discernimento nel momento in cui ci rapportiamo con la struttura sanitaria, perché è un Certo, momento di grossa difficoltà. chiaro, chiaro. E per quanto riguarda le ultimissime in merito agli altri casi relativi anche al fatto delle persone per le barriere architettoniche legate a Udine e dintorni, cosa ci racconta? Allora, per il discorso delle barriere architettoniche, chiaramente è un tema che ci sta a cuore e noi appunto stiamo portando avanti il discorso della, vorremmo che la fermata dell'autobus dello stadio in particolare venga abilitata per appunto l'accesso ai disabili. È chiaro che in questo momento in cui c'è questa priorità gravissima del coronavirus, siamo nel mezzo di una pandemia e tra l'altro senza parlare appunto anche delle case di riposo, cioè tutte le segnalazioni che stiamo ricevendo per quanto riguarda i Mm. contagi all'interno delle case di riposo, questo è un problema secondario, ecco, quindi insomma adesso i disabili più che essere preoccupati di prendere l'autobus sono preoccupati di essere curati e di riuscire a non contagiarsi e prendere il coronavirus. Insomma, è un disco rotto, l'ho ripetuto già in apertura e più volte, perché? Perché mi sembra, insomma, di riprendere i vecchi servizi che facevo già all'epoca della TV, dove gli stessi problemi che lei portava attraverso la nostra rete televisiva di 2, 3, 5 anni fa, alla fine oggi sono di nuovo purtroppo d'attualità. Sì, questo momento è chiaramente un momento particolare, un momento di emergenza, cioè non stiamo parlando dei problemi di 3-4 anni fa, seppur non voglia sminuirli. In questo momento effettivamente le persone contagiate sono veramente tante e penso anche in un momento unico nella storia. C'è una situazione di difficoltà e emergenza sanitaria di questo tipo. A maggior ragione, più che altro le responsabilità sono da individuare nel fatto di non aver organizzato un piano B in relazione a questa seconda ondata che era del tutto prevedibile che sarebbe avvenuta. Quindi da marzo che c'è stato il lockdown c'erano diversi mesi per poter organizzare un aumento di personale e organizzare le strutture sanitarie in maniera tale che addirittura non avvenissero i contagi all'interno delle stesse strutture, perché purtroppo gli stessi operatori, siccome non lavorano in situazioni di sicurezza, diventano loro stessi portatori del virus ai pazienti. Ecco. Quindi questo è chiaramente il frutto di una cattiva gestione in questo momento di questa ondata che comunque sappiamo che era prevedibile. Senta, al di là della situazione un po' particolare in cui ci troviamo, dove effettivamente sappiamo quello che accade adesso, ma non sapremo quello che accadrà tra poche ore, visto che non si capisce nemmeno chi dovrebbe dare le indicazioni, sa esattamente che pesci pigliare. Approfitti del fatto di avere una cassa di risonanza mediatica, magari per fare un appello a chi di dovere. Allora, sicuramente l'appello è quello di assumere più personale e anche comunque in seguito al termine di questa seconda ondata non mandarlo a casa, ma tenerlo
cui abbiamo bisogno. Questo è perché abbiamo la necessità di avere una sanità pubblica sana in grado di offrire un servizio serio ai cittadini, cosa che ultimamente, lo stiamo vedendo da diversi anni, sta venendo meno, perché questi tagli alla sanità alla fine comportano dei ritardi, oltre che nelle visite, nelle liste d'attesa, anche nel servizio e nell'efficienza del servizio. Infatti il 13 dicembre scenderemo in piazza, a Piazza San Giacomo, alle 11, per manifestare che comunque, anche se è stato fatto, non è comunque sufficiente sia per gestire questa emergenza, sia anche cioè sia in generale. Certo. Allora, noi 13 dicembre, avvocato, tempo permettendo e possibilità di muoverci, saremo lì magari per un servizio o addirittura per cercare di fare un live con voi per sentire anche dalla viva gente, dalle vive parole della gente quelli che sono i problemi e cercare insomma di non spegnere la fiammella. L'associazione immagino non andrà in vacanza durante le feste natalizie e sarà sempre operativa qualora ci sia la richiesta, no? Assolutamente, questa manifestazione la faremo comunque assieme al sindacato UIL degli operatori sanitari dell'azienda sanitaria e chiaramente noi chiediamo che anche delle risposte, insomma, sia dai vertici regionali e sia anche dalla direzione dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, perché chiaramente le difficoltà ci sono e sono veramente molte in questo momento. Avvocato, io la ringrazio per la partecipazione, staremo con lei qualsiasi istante, quando lei avrà bisogno sa dove contattarmi per ulteriori novità, altrimenti diamo appuntamento ai nostri amici che ci stanno seguendo attraverso la diretta streaming il prossimo 13 di dicembre alle 10, se non ricordo male, in piazza San Giacomo Udine, no? Sì, assolutamente, certo, grazie mille Omar comunque per insomma, l'ospitalità che mi dai sempre e ovviamente ci vediamo il 13 dicembre veramente volentieri. Bene, grazie avvocato. Io adesso mando un attimo un breve stacco di sigletta e poi cambiamo argomento. Complimenti ancora e buon lavoro. Grazie mille, buonasera, buon lavoro Omar. Eccoci qua di nuovo in diretta con linea diretta Friuli TV per parlare d'altro dopo aver sentito l'avvocato Anna Grizzi e parlato del diritto e della tutela del malato in Friuli Venezia Giulia e non solo. Parliamo invece di informatica. Con me già dall'altra parte c'è il webmaster di friulitv.net Giuseppe Quattrin. E allora Giuseppe, quali sono le novità? Novità, intanto buongiorno, buonasera, anche se mi dici che non bisogna dire, ma per educazione una buonasera ci sta sempre. Novità principale, come avevamo anticipato sui social, da dicembre, quindi con decorrenza da oggi 2 dicembre, abbiamo un attimo ampliato i nostri orizzonti, abbiamo ampliato una nuova sede che conterà, oltre alla sede principale di Origin Informatica, ha una sede più ampia anche Friuli TV con il distaccamento di Zoppola e sede secondaria, la sede principale rimane sempre in quel della provincia di Udine. Cosa include questa nuova sede? Intanto uffici più ampli, nuove tecnologie, personale professionale sempre di più, abbiamo fatto delle scelte di rinnovamento e di ampliamento, soprattutto per seguire le nuove tecnologie, sia in ambito nostro di programmazione che in ambito della web TV con gli esperimenti e, come già citato Omar, con gennaio usciremo con molte altre novità anche a livello di trasmissioni televisive. Chiaro. Stiamo lavorando per voi, come ha detto giustamente Giuseppe, ma non solo a livello
di portale web di informazione, quella che un domani sarà poi una web TV, perché giustamente si fa un passettino alla volta, perché altrimenti si rischia di saltare troppo avanti, si inciampa sull'ostacolo, si sbatte la testa per terra e ci si fa male. Allora bisogna fare un passettino alla volta per poi arrivare al prodotto finito, che è quello della web TV. Ma tutto il progetto, ricordiamo, legato non solo a Friuli TV, arriva direttamente da Horizon Informatica che si sta muovendo a livello commerciale e territoriale non solo in Friuli Venezia Giulia, ma a livello nazionale, isole comprese, scusa se uso questo termine famoso commerciale degli anni '80, con importanti novità proprio in questo periodo, no? Legate anche al Covid, ma per aiutare le aziende che non sanno dove suonare il campanello, ecco che arriva Horizon e ti apre l'orizzonte, no? Sì, noi adesso stiamo puntando molto su questo, ovvero intanto tutti i nostri gestionali, tutti i nostri software lavorano in piattaforma cloud, ovvero non serve la presenza in ufficio. Posso lavorare in qualsiasi ambiente, anche con un semplice cellulare o con uno smartphone. Omar indicava prima territorio nazionale, grazie agli sviluppi negli ultimi anni abbiamo avuto la fortuna, anche grazie a delle partnership, di sbarcare Malta, Slovenia, Croazia e in Canada ormai da 2 anni con dei software specializzati nel mondo dell'agricoltura. E tutto questo sempre nell'ottica, sperando che Covid trapassi un attimo, però sempre lavorando in un'ottica futura di software in mobilità, quindi non serve la presenza in ufficio, dimentichiamoci le vecchie installazioni a livello di server di PC, si lavora tutto nel cloud con maggiore efficienza e zero stop. Faccio un esempio abbastanza particolare, sono come quelli che ti chiedono mi fa la cassetta, punto di domanda, mi fa il DVD, punto di domanda, e tu gli rispondi guardi siamo nel 2020, si può lavorare tranquillamente in chiavetta, anzi se vuole un WeTransfer veloce o altrimenti certo. WhatsApp o addirittura Telegram, e in 2 secondi lei ha il materiale bello montato da vedere e eventualmente da dare le indicazioni di correzione. Purtroppo ci sono ancora molti che sono rimasti ai tempi della pellicola e non capiscono che oggi come oggi il mondo va avanti, gira. Allora, se lo capiamo noi nel nostro piccolo, immaginatevi tutto il resto, no? Basta partire anche dalla semplice TV o web TV, ovvero le trasmissioni standard, presenza in studio, presenza con registrazione, eccetera, eccetera. Ormai i canali streaming che permettono di bypassare questi vecchi sistemi hanno il doppio vantaggio: essere sempre presenti e facilità di utilizzo. Si può raggiungere l'ospite in qualsiasi punto dove si trovi, anche con un semplice smartphone. E questo è il progetto appunto friulitv.net, quello di essere presente al momento giusto. Ogni tanto purtroppo la connessione internet non dovuta a noi chiaramente, certo, ma dovuta alle varie. Tu ad esempio hai visto che anche la Anna Grizzi insomma aveva una connessione perfetta perché si trova in centro a Udine. Tu nel tuo ufficio a Zoppola hai la fortuna insomma di avere un segnale perfetto perché non hai distrazioni o impedimenti territoriali che sviano in un certo senso il segnale. Purtroppo chi vi parla, trovandosi nella lontana provincia dell'impero, a 5 km, anzi a 3 km di linea d'aria dalla Slovenia, è molto semplice che ogni tanto il segnale parta o addirittura mi vedi rallentato perché la Slovenia ha un segnale forte e entra dentro senza nessun problema. Mentre di là parlano poco e fanno, qui invece sindaci piuttosto che presidenti della regione o pseudo tali assessori e via dicendo, di centrodestra prima, di centrosinistra dopo, di centrodestra dopo, di centrosinistra dopo, di centrodestra dopo, perché diamo a Cesare quello che è di Cesare, promettere non fa male, e intanto siamo ancora ai tempi del filo e sperare insomma che il telefono regga, perché altrimenti sei a piedi, come si dice in questo L'unico del problema, sì, attualmente ancora purtroppo in Italia, è la carenza della potenza del segnale internet, cioè puntiamo tutto sullo smart working, scuola a distanza, tutto quanto, e in alcuni punti, non dico che siamo a livello del modem 56K e dei bip di una volta. Scusate che cambio il criceto alla guida tecnica della DSL. Ecco, adesso ho messo il secondo criceto che sta girando la ruota per tenere acceso il... Prego. No, siamo ancora a livelli molto anni 80.
speriamo adesso le famose linee super veloci, FTTH, fibre e quant'altro che vadano a raggiungere anche paesi un po' ai confini e ai limiti, tipo le zone montane. Certo. Beh, guarda, ti faccio un esempio e poi andiamo a chiudere, Giuseppe. Ci sono dei posti in Slovenia, al di là del confine, basta andare a Golo Bordo, che sarebbe la località subito dopo Mernico, che è un borgo di 5 case, di cui 2 abitate, dove tu prendi la linea a bomba, oppure vai a Peternel, che è sotto una collina, subito dopo Vencò, e prendi a bomba, ti sposti a Cormons, hai difficoltà a ricevere il segnale, oppure vai a San Giovanni a Natisone e non riesci a beccare il segnale perché magari ti entra la Slovenia e ti blocca tutto. Siamo a questi livelli, ecco. Certo. Però è dovuto basta guardare le strade, no? Dove non vedi l'asfalto ci sono anche dei bei sterrati, però a volte quando capisci dall'asfalto come funziona il sistema politico sul territorio, no? E qui non c'entra centrodestra o centrosinistra o civica camuffata sotto mentite spoglie, è proprio il sistema Italia, dove se fino a quando l'obulo continua a girare forse qualcosa fanno, l'ultimo miglio. Se l'obulo non gira, ciao mare e aspetta, come si dice, dall'altra parte avrebbero un'altra affare. Ci sono però anche dei comuni, va detto, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, indifferentemente dal colore, che però magari nel loro piccolo, piano piano, chiacchierano poco, alcuni sindaci prendono, magari non ti dico domani mattina, ma il giorno dopo, insomma, qualcosa arriva. Faccio ad esempio 2 nomi a caso, 2 comuni a caso, ho visto ad esempio Palmanova, parlando anche col sindaco Martinez, in pochi mesi è riuscito a raggiungere quasi tutto il territorio, proprio a confine del suo comune, oppure un altro comune come Lestizza, dove il sindaco da poco tempo è insediato, chiacchierando poco e da brava persona intelligente, soprattutto conoscendo bene come funziona l'apparato pubblico amministrativo, ha già coperto quasi tutto il comune col cablaggio della DSL. Altri comuni, tra cui anche il mio, per ora si sente tante chiacchiere, anzi tanti rumori con la bocca, ma tra Covid, tra UTI, non sento, non vedo, per il momento tutti dicono non preoccupatevi, si farà, oppure faremo, e poi quando troveremo ti dice a me nessuno mi ha detto niente di fare, poi si vedrà, insomma. Senti, la chiudiamo qua? Chiudiamo, dottore. Quindi... Chiudiamo qua, allora mandiamo lo spot, poi la sigletta finale e diamo appuntamento per quanto riguarda l'informazione. Intorno alle 21-22 ci sarà l'edizione della sera di infofriulitv.net e poi poco dopo la mezzanotte l'edizione della notte, sempre del nostro video audio giornale con le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia. Noi ci diamo appuntamento come sempre per il live domani 15, 15:30, 16. Orario sorpresa. A orario sorpresa siamo qua. Mandi e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio, Way.